Cari telespettatori, rieccoci insieme con i nostri amici della CIA. Ben arrivato Roberto Betto, presidente CIA Padova, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Maurizio Antonini, direttore CIA, grazie anche a lei. Grazie a lei e a tutti i nostri telespettatori. In modo particolare quest'oggi abbiamo anche il piacere di avere qui con noi in studio Enzo Sonza, presidente Consorzio di Bonifica Brenta. Grazie anche a lei. Allora, l'argomento è estremamente importante e interessante, bisogna parlarne perché se fino a qualche anno fa di acqua si parlava ma non era un problema, adesso anche nel nostro nord-est è un problema e anche serio. Ci sono stagioni diverse, per carità, però o ce n'è troppa improvvisamente in pochissimo tempo e questo non è un bene, o ce n'è veramente troppo poca e questa è stata una stagione purtroppo che ha fatto piangere e vedremo se l'agricoltura e in che termini potrebbe risentirne, e quindi bisogna ragionare su questo in proiezione futura, vedere anche se ci sono finanziamenti, i ruoli dei consorzi e come si sta organizzando, cosa richiede anche la CIA. Allora, io direi di inquadrare la situazione acqua, bene straordinario, importantissimo, soprattutto per l'acqua di qualità, e dopo però darò la parola a Maurizio Antonini. Cosa possiamo dire per questa stagione? Beh, stiamo vivendo tutti e vedendo con occhi che i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale sta portando delle conseguenze gravissime per quanto riguarda la siccità. In agricoltura sappiamo bene che senza acqua l'agricoltura ha difficoltà a continuare la propria attività, quindi siamo convintissimi che nell'agenda politica di un governo la crisi idrica sia uno dei temi indispensabili da valorizzare, quindi da prevenire, cioè trovare quegli strumenti adatti a un passaggio sapendo che andiamo incontro a un cambiamento radicale e pensiamo che i nostri vegetali, i nostri allevamenti indispensabilmente hanno bisogno di acqua e quindi sotto questo profilo a nostro avviso anche il governo deve prendere coscienza e conoscenza di quello che si sta vivendo per un bene comune che è quello dell'acqua. È stata una stagione un po' secca, no? Molto secca. No, io lo dico, lo ribadisco, perché i non addetti ai lavori non ne hanno forse contezza piena, perché chi lavora in agricoltura forse ne ha risentito, capisce anche quali sono le ripercussioni. Spieghiamolo bene, quindi, che cosa è successo? Ricordiamo che le ultime eventi atmosferici di precipitazioni di acqua risalgono al momento di Vaia, di quella grande tromba d'aria che ha distrutto i nostri monti. E altre pioggerelline, sono state pioggerelline. Ma pochi millimetri, non sono state piogge di quantità che hanno potuto rimpinguare le falde e quindi ricreare quel ciclo naturale dell'acqua. Perché alla fine l'acqua quando carica il nostro atmosfera, cioè viene per evapotraspirazione, non ci sono state le condizioni e il cambiamento climatico, il riscaldamento globale incide su questi percorsi del ricarico delle nostre nuvole di acqua per poi precipitare e darle a disposizione dei nostri territori, di tutto il territorio nazionale, di precipitazioni importanti per una questione di vita, una questione di continuità. Quindi prendiamo coscienza di quello che sta succedendo. Assolutamente. Direttore, acqua di qualità peraltro, perché c'è anche lì un piccolo problemino che una volta non ne avevamo la consapevolezza. Esiste un grossissimo problema, noi abbiamo avuto il problema a Terze sul Brente del cromo esavalente, oggi abbiamo il problema del PFAS. Ricordo ai nostri telespettatori che solo il 43% dei nostri fiumi hanno un'acqua ottima. Solo il 40%? Sì, certo. Il resto dei nostri fiumi ha acqua di scarsa qualità. E questo è una grossissima difficoltà, è un grossissimo problema. È un grossissimo problema non solo per quanto riguarda la questione acqua e quindi la parte alimentare umana, ma è un grossissimo problema anche per quanto riguarda l'agricoltura. 600 milioni di metri cubi nel Veneto c'è bisogno di acqua per l'agricoltura. Gran parte di questi servono per l'irrigazione, gran parte servono anche per i nostri allevamenti. Quindi noi abbiamo la necessità oggi di avere acqua e acqua di qualità, cosa che oggi questo non abbiamo. Cioè per l'agricoltura serve acqua pura?
Per l'agricoltura serve acqua pura e quindi anche in questo caso noi dobbiamo fare delle scelte importanti. Quindi la politica deve fare delle scelte importanti, le istituzioni devono fare delle scelte importanti e devono capire l'acqua a cosa serve. L'acqua per primo deve servire alla popolazione per l'alimento, alla popolazione. Il secondo deve servire all'agricoltura per fare prodotti di qualità. L'acqua, per quanto riguarda la parte diciamo per le fonti di energia e quindi gli impianti idroelettrici, però deve servire in un terzo momento, e quindi oggi che abbiamo le nostre turbine che serve per fare corrente elettrica, importantissimo, però ancora più importante è che quell'acqua là venga utilizzata per l'agricoltura e per l'alimentazione, cosa che oggi non è così, perché oggi per quanto riguarda le nostre attività siamo comunque appesi alle condizioni che queste centrali idroelettriche ci diano l'acqua, e oggi purtroppo non succede sempre così. Ecco, parliamo anche di depurazione, perché a questo punto viene da pensare in proiezione futura. Siamo in grado di depurare l'acqua che attualmente, come diceva anche il direttore, faceva presente il Presidente, tanto pura non è? E quindi si tratta di investimenti da fare o è già possibile intervenire in qualche modo? Qual è lo stato dell'arte? Lo stato per fortuna noi siamo in una zona in cui l'acqua è molto pulita, noi utilizziamo come consorzio Brenta l'acqua che è derivata del fiume Brenta. Quindi bacino Brenta siamo a posto, siamo tranquilli? Sì, siamo molto a posto, anche perché ci conforta anche il riscontro che abbiamo con i pescatori che sono delle sentinelle sul territorio, quindi vedono ripopolarsi di alcune specie di pesci che danno l'esatta indicazione della qualità dell'acqua. Abbiamo la fortuna... Scusi, precisiamo un attimo per i nostri telespettatori, sì, perché magari sanno, Consorzio Brenta vuol dire quale area, quali territori, comuni, insomma, serviti? Allora, 54 comuni, 31 in provincia di Vicenza, 20 in provincia di Padova, 3 in provincia di Treviso, in grosso modo da Castelfranco a Vicenza, a parte nord va da Marostica fino a Mussolente, fino giù Sevazzano, Rubano, Saccolongo, Mestrino. Questo è il comprensorio del nostro consorzio. Quindi diciamo che si salva dall'altra parte invece che limitrofa alla zona invece. Esatto, la zona di cui parlava prima Antonini era la zona dell'altro consorzio, che è la zona vicentina, che ha il problema noto dei FAS. Noi abbiamo, in contrapposizione, abbiamo un'acqua molto, molto buona, tra l'altro è previsto l'attingimento dei pozzi a Carmignano proprio per andare a soddisfare l'esigenza di acqua pura anche per tutto il Veneto. Addirittura? Sì. Ma ce n'è in falda? Qual è la situazione? La situazione in questo momento è molto critica perché non ha nevicato in montagna, per cui Brenta ha delle portate molto scarse, ma quello che ci preoccupa di più è la falda, perché la falda è bassa e in particolar modo nelle nostre zone dove ci sono le risorgive, che poi non sono altro che acqua che viene usata per l'irrigazione, sono quasi del tutto sparite. Basti pensare che negli anni 70-80 le risorgive davano 13-14 metri cubi d'acqua al secondo, siamo arrivati nel 2017 a 1 metro cubo al secondo. L'anno scorso, che è stato un anno clemente per quanto riguarda la pioggia, sono un po' riafforate, un po' con più forza, siamo arrivati all'incirca 2 metri cubi al secondo. Noi ogni settimana facciamo un incontro con i sorveglianti, ci sono 13 sorveglianti sul nostro comprensorio che conoscono metro per metro tutto il territorio dei 54 comuni e facciamo un report sulle risorse che abbiamo, sia sui pozzi, sia sulle portate del Brenta, sia sulle risorgive. Per cui abbiamo il quadro della situazione settimana per settimana e purtroppo ieri abbiamo fatto l'incontro, non siamo tanto felici e non dormiamo certamente i sonni tranquilli sotto quello che ci può essere in futuro per quanto riguarda l'irrigazione. Si è quindi ribaltata completamente la situazione tra sud e nord Italia? Sì, ultimamente vediamo sempre le piogge che vanno al sud e sempre meno al nord. E poi di colpo vediamo questi eventi, quello che è successo il 29 e il 30 di ottobre dell'anno scorso è stato eclatante
e poi vediamo questi lunghi periodi di siccità che ci mettono in difficoltà perché non si sono create anche forse in passato delle strutture dei bacini atti a contenere l'acqua quando ce n'è bisogno. Ecco. Allora noi subiamo questo aspetto che quando piove tanto vediamo l'acqua transitare per i nostri fiumi e andare al mare, e quando non piove non abbiamo fatto quello che doveva forse essere fatto per trattenerla e poterla riutilizzare. Che ruolo ha in questo senso l'agricoltura? Perché di quest'acqua che potrebbe essere in qualche modo raccolta in questi bacini eccetera potrebbe giovarsi senza dubbio, se non altro, l'agricoltura. Dal punto di vista agronomico non solo i bacini di laminazione o di contenimento potrebbero essere l'utilità, ma anche un nuovo tipo di agricoltura. Pensiamo il suolo quando inizia la desertificazione, quando il compattamento è troppo elevato. Queste sono delle conseguenze che quando viene una grande pioggia l'acqua viene dilavata e se ne va via e non viene immagazzinata nelle falde, quindi anche le buone cure agronomiche del suolo dal punto di vista imprenditoriale sicuramente potrebbero dare una chance in più per la conservazione e l'immagazzinamento. Le suole di lavorazione, oggi abbiamo degli strumenti e macchinari che si possono applicare anche nuove tecniche agronomiche sulle nostre terre, perché è ancora una superficie grande quella permeabile, però se noi creiamo l'impermeabilità, immaginiamo un suolo d'asfalto, un calcestruzzo, in quelle zone sicuramente la permeabilità non c'è. Quelle ultime terreni agricoli che abbiamo a disposizione li dobbiamo prendere cura, averne la massima cura e quindi cercare anche di creare quella fertilità e quella permeabilità che sia sufficiente a rimpinguare una parte di falde. Il Presidente ricordava prima il problema delle falde, però ricordiamo che il prelevamento alla fine aumenta l'abbassamento della falda. Infatti il problema di abbassamento di falda non è una cosa di però i progetti sono sempre stati fatti e anche realizzati. Il Consorzio Brenta, per dire, è riuscito con il progetto Democrito a convogliare indeterminate con studi ingegneristici che comunque hanno dato dei buoni risultati il rimpinguamento delle falde utilizzando i terreni, creando delle canalette all'interno e l'acqua disurgiva che potesse permeare e andare giù nel sottosuolo. Questi sono progetti a mio avviso importanti perché a fronte di un prelevamento noi dobbiamo pensare anche a un rimpinguamento. Allora creiamo un equilibrio naturale che sia sostenibile e che dia un futuro anche a chi verrà dopo di chi si mette in gioco in questo momento. Direttore, la situazione, abbiamo visto un po' l'area del Brenta eccetera, in generale com'è in Veneto? È una situazione molto difficile, si stima un danno che supera di gran lunga il danno del 2017 che si attestava sui 170 milioni di euro. Siamo all'inizio stagione, oggi abbiamo grossissime difficoltà per quanto riguarda le semine, per quanto riguarda le bietole, per quanto riguarda il frumento, ma anche per quanto riguarda i ciliegi, anche colture orticole. Quindi oggi già siamo in difficoltà e già oggi i nostri agricoltori hanno già iniziato, dove è possibile, ad irrigare. Quindi la difficoltà oggi è tangibile, basta vedere le nostre campagne che sono già arse e quindi in grosse difficoltà. C'è appunto, l'abbiamo detto, tutti lo ribadiscono, un cambiamento climatico e poi la cosa notevole è tra nord e sud Italia ci sono dei cambiamenti anche di temperatura rilevanti. Abbiamo avuto un inverno che giù era molto freddo e creerà dei problemi per il tipo di colture, da noi viceversa ci potrebbero essere dei cambiamenti. Questo va a compromettere le produzioni agricole esistenti, cioè deve fare anche guardare un po' più in là in proiezione futura gli investimenti in agricoltura, perché sennò si va sempre a tappare il buco, no? Però bisogna un po' guardare oltre. Cioè è possibile fare delle previsioni di cambiamenti che comportino un tipo di investimento diverso di sfruttamento del territorio agricolo nel nord Italia, nel nord-est. Il problema dei cambiamenti climatici è uno dei problemi che noi abbiamo posto nei tavoli istituzionali. Oggi parleremo di piano di sviluppo rurale 2020-2027 e quindi anche la Comunità Europea su questo dà dei finanziamenti, dà le giuste collocazioni anche politiche e organizzative per superare ai cambiamenti climatici. Grosso problema che oggi abbiamo non solo nel Veneto ma abbiamo in Italia e abbiamo in Europa, e quindi su questo ovviamente dobbiamo fare ricerca e dobbiamo fare investimenti. Ricerca, lo diceva bene il Presidente, ricordiamo
sappiamo che su 10 litri d'acqua che cascano di pioggia, 9 litri va via e non porta nessun beneficio per quanto riguarda l'agricoltura. Che è inverosimile comunque. Che è oggi inverosimile, oggi abbiamo la necessità di avere strumenti e ricerche per far sì che quest'acqua rimanga nel territorio, rimanga nel terreno agricolo per poi superare le problematiche che noi abbiamo. Altri tipi di investimento, lo diceva benissimo il Presidente del Consorzio Brenta, sono i bacini di contenimento. Noi per anni, il Brenta, il Presidente e prima di lui gli altri Presidenti abbiamo cercato e continuiamo a cercare con determinazione anche con la Regione Veneto perché ci sia questa diga del Vanoi che per noi diventa importantissimo non solo per quanto riguarda l'area del Brenta ma anche nell'area di un intero territorio veneto. Allora spieghiamo bene, magari solo dopo spiegarlo lei Presidente, questa diga di che cosa si tratta. Sì, prego. Era una diga pensata dopo gli eventi degli anni 60 dove si è allagata Padova. La Commissione De Marchi aveva individuato la diga del Vanoi come tutela e salvaguardia della città di Padova. Dove è collocata dove? È a nord del bacino del Collo, è una valle desertica ai confini, è sotto la provincia di Trento e ai confini con il Veneto. E questa è la difficoltà, che è la posizione messa tra due regioni confinanti e questa è la difficoltà. Che non vanno d'accordo su queste decisioni. No, forse hanno anche cominciato ultimamente a dialogare, vedo che ci sono anche degli ottimi risultati, credo che siano maturi anche i tempi per cominciare a ragionare in questa ottica. Allora, era pensata come salvaguardia della città di Padova, ma col passare degli anni si è sempre più visto che non solo la salvaguardia della città di Padova dagli eventi come quelli che sono stati il 29 e il 30 ottobre dell'anno scorso, ma è vista anche sotto l'aspetto idraulico e sotto l'aspetto anche di tutela del mondo agricolo. Vuol dire si può utilizzare il bacino sia per la salvaguardia della città di Padova, ma si può utilizzare il bacino per l'acqua potabile e anche per l'acqua a uso di irriguo. Purtroppo è da decenni che se ne parla, ma la posizione forse non è delle migliori proprio perché si trova in un'altra regione. Speriamo che diventa indispensabile, lo ribadiva anche il direttore, ne avete parlato a livello istituzionale eccetera, bisogna farla. Sì, bisogna farla, è un investimento grosso perché è un investimento di 150 milioni di euro. Noi anche 15 giorni fa abbiamo presentato una richiesta di finanziamento del solo progetto che costava 1.350.000. Però bisogna risolvere la tematica politica di due regioni che devono cominciare a parlarsi per la risoluzione dei problemi che non sono solo di una regione ma che sono di tutti quanti. Assolutamente. Allora, detto questo, abbiamo un intervallo di pubblicità di qualche secondo, poi ritorniamo su questi temi tra poco.